Il governatore Luca Zaia ha fissato i limiti per i PFAS nell'acqua potabile in tutto il territorio veneto. La somma di PFOA e PFOS non potrà superare i 90 nanogrammi per litro, mentre la concentrazione di PFOS non potrà superare i 30 nanogrammi. Nei comuni della cosiddetta zona rossa, i più colpiti dall'emergenza degli anni scorsi, viene fissato un limite per i PFOA di 40 nanogrammi. Per il principio di precauzione viene inoltre abbassata a 300 nanogrammi la somma degli altri PFAS, sulla pericolosità dei quali non esistono ancora studi definitivi. La Commissione FAS, come la chiamiamo noi, si riunisce, presieduta dal dottor Dell'Acqua, dall'ARPAV, dopodiché esce dalla Commissione questo provvedimento e diventa delibera di giunta. Per noi è già deciso, per cui è solo un fatto di formalità. Sarà questione di ore. Avevamo chiesto al governo, ricorda Zaia, di introdurre anche in Italia i limiti esistenti in altri paesi. Abbiamo scritto a maggio, dopo 4 mesi, ripeto 4 mesi, ci arriva una risposta che dice a livello nazionale non si mettono limiti, arrangiatevi. Noi ci siamo arrangiati ma ci abbiamo messo 4 minuti, abbiamo presentato i limiti che sono i più bassi a livello europeo e a livello mondiale. Non voglio aprire alcuna polemica, spiega il governatore, la nostra volontà era di collaborare col governo, ci hanno detto di no, pazienza. Dico solo che a livello anche comunitario ci sono delle nazioni tipo la Germania che i limiti li ha fissati. A questo punto avremo la Germania che ha fissato il suo limite e in Italia ci sarà solo il Veneto col suo limite. Nel giro di poche ore, conclude, i limiti saranno effettivi, poi ci occuperemo di far rispettare la legge a prescindere da quanto ci costerà. Dall'acquedotto del rubinetto di casa dovranno esserci campionamenti e dimostrare che il limite ad esempio dei 90 nanogrammi per l'acqua potabile per i FOA e i FOS, e quindi i FAS a catena lunga, dovrà essere assolutamente rispettato. E saranno costi che ci sobbarchiamo noi come Regione e poi scaricheremo sui condannati.